Giovedì 29 febbraio, Sant'Ilario, Papa. È il 60° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 306 al termine. Il sole sorge alle 6:50, tramonta alle 17:57. La luna si leva alle 23:17 e tramonta alle 8:36. Muore a Roma l'attore Ferruccio Benini. Nato a Genova, ancora bambino debuttò al Teatro di San Benedetto a Venezia con una sola battuta: Roma deve essere la capitale d'Italia, che gli procurò il primo interminabile applauso della sua carriera. Sensibile e spiritoso interprete del repertorio goldoniano e di farsi di moda a quel tempo, il Benini riusciva a caratterizzare il personaggio attraverso una recitazione a toni sommessi e sfumati. Le previsioni per domani: cielo spesso coperto, a fronte di qualche possibile parziale schiarita più che altro di sera. Precipitazioni, fenomeni diffusi, salvo fasi di relativo diradamento, specie a tarda sera sulla bassa pianura. In genere di moderata entità, ma con possibili locali rovesci. Il limite delle nevicate in abbassamento fino ai 1200-1500 metri o localmente un po' più in basso, specie sulle Dolomiti. Temperature minime stazionarie o un po' in aumento sulle zone montane e pedemontane, in contenuto calo altrove, massime in moderata diminuzione.